Io quando mi dicono ma perché dovremmo votare lei e non Zaia, vi chiedo, domandatevi, fate venire in mente qualcosa di importante, di fondamentale che è stato deciso e fatto in questi ultimi 5 anni. E la gente magari si ricorda quello che è stato fatto negli anni precedenti, ma negli ultimi è stata ordinaria amministrazione, fermare quello che stava andando, vedi la Pedemontana, vedi la Nogara Mare, vedi la Via del Mare, vedi le grandi infrastrutture, i grandi investimenti, l'ospedale di Padova anziché quello di Treviso. E quindi noi la proposta nostra è quella di un governo di una città, Verona, che da 8 anni dimostra cosa vuol dire ridurre la burocrazia, ridurre la spesa dell'apparato pubblico, dare risposte celeri, decidere e soprattutto fare. Per il bollo auto è possibile una riduzione progressiva, come noi abbiamo previsto, del 5% all'anno, perché c'è un limite anche di legge rispetto a questa riduzione per 10 anni, in modo tale che in 10 anni lo puoi dimezzare, perché la legge italiana prevede questa possibilità. Per quanto riguarda il ticket, anche lì poche idee ben confuse nello schieramento di Zaia, perché quando il sottoscritto ha detto di poter togliere i ticket regionali, che è vero che fanno parte di una partita statale, ma la regione li può togliere. Prima c'è stata un'alzata di scudi dell'assessore uscente Coletto, che è stato smentito dallo stesso Zaia, che poi ha ripreso la stessa proposta, ed è un'ipotesi fattibile, perché su una macchina che costa 8 miliardi e mezzo all'anno, 200 milioni scarsi sono il 2% circa, e il 2% di efficientamento della spesa, riorganizzando meglio le USL meno efficienti rispetto a quelle più efficienti, è un risparmio che è fattibile e rimette un po' di soldi nelle tasche dei veneti, considerando che oggi ci sono famiglie che non si curano, che riducono le cure perché non hanno i soldi per il ticket. Bisogna dire la verità di quello che è stato deciso, di chi li ha voluti. Se oggi in Veneto arrivano i profughi è perché Luca Zaia e la Regione del Veneto il 10 luglio dell'anno scorso a Roma, in conferenza Stato-Regioni, quindi presente il governo, presenti tutte le regioni, in quel caso era presente per il Veneto l'assessore Coletto, hanno accettato tutte, Veneto e Lombardia comprese, di distribuire 150.000 fra profughi e clandestini sul territorio nazionale. Quindi non puoi predicare bene e razzolare male. Se dici di no, vai a Roma e quando ti chiedono gli dici di no. Se dici di sì, poi è ovvio che arrivano. Quello che si dovrebbe fare rispetto all'emergenza, perché poi bisogna essere concreti appunto e non demagogici, è dare il permesso di soggiorno umanitario a tutti quelli che arrivano, perché la norma te lo consente, anche le direttive europee. Col permesso di soggiorno umanitario possono girare per l'Europa per i primi 3 mesi e quindi vanno fuori dai confini italiani. Se l'Europa comincia a vederli girare un po' dappertutto, come è giusto che sia, allora forse l'Europa si porrà il problema della Libia.